Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, spero che stiate bene e oggi andiamo a vedere questa partita che è stata giocata online fra lo sfidante che è il bianco, 2760 punti elo contro Carlsen che gioca con il nero. Carlsen ama prendersi gioco dei suoi avversari, arrivare in ritardo appositamente alle partite, giocare aperture strane. Recentemente ha anche giocato il famoso matto del barbiere. E la cosa strana è che lui lo fa contro maestri, maestri fine, maestri internazionali, gran maestri, cioè devi essere veramente incosciente. La cosa brutta è che gli va sempre bene. Forse i suoi avversari sono intimoriti di giocare contro il numero uno al mondo di scacchi e quindi siccome gli va bene lui continua a fare queste cose. Andiamo a vedere la partita. E4, C6, difesa Karoken, che non è quella di Dragon Ball, cavallo C3, donna 5. Subito la prima stranezza, che porta chiaramente il bianco subito ad una posizione di vantaggio. Cavallo F3, F6, da notare come questi due pedoni sbarrano le entrate ai cavalli. Quindi questa è un tipo di difesa che probabilmente ha inventato in quel momento Carlsen, che comunque è molto molto sensata da questo punto di vista. Di 4, giustamente, se il campione del mondo gli lascia il centro e lo sviluppo, giustamente il bianco mette i pedoni centrali, mette i cavalli all'interno e chi l'ammazza? Donna H5, guardiamo il disegno che è stato fatto. Eh? Ok, ricordati questo disegno. Alfiere 2, il bianco continua a sviluppare i suoi pezzi. Re di 8, re di 8, il re ha preso il posto della donna. Cavallo in E5 con attacco di scoperta sulla donna. E adesso sicuramente c'è anche tra l'altro questa minaccia di cavallo in F7, quindi bisogna salvare la donna, andare a parare questo cavallo F7, l'unica è donna in E8. A questo punto c'è questo cavallo che è sotto tiro che si ritira in D3. Segue la spinta in E5. Segue la spinta in E5 e dopo questa spinta arrocco. Perché il bianco non ha catturato? Perché, adesso ti metterai a ridere, perché qui c'è la donna. Lo so che il nero non è abituato ad avere la donna in questa posizione. Forse anche qui il campione del mondo ha fatto questa mossa provocatoria che sicuramente non è la più forte del mondo, dire ciao, vediamo se il bianco ci casca e mi cattura qui, pensando che qui ci sia il re. E invece no, il bianco chiaramente non c'è cascato e visto che si sono invertite le posizioni del re e della donna. Gioca appunto a rocco corto, a questo punto è il nero che ora cattura il pedone, cavallo in B1, donna per E4, facciamo un po' la conta dei pedoni, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti gli 8 pedoni, per il nero è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sembrerebbe quindi che il nero sia in vantaggio. In realtà il nero è in grande svantaggio, poiché negli scacchi il vantaggio non è solo di materiali, ma è anche di tempi, di sviluppo, di spazio, di occupazione del centro. In questo caso il bianco ha già arroccato, ha un centro aperto, le colonne aperte, quindi può entrare tranquillamente con le torri, gli alfieri che possono dare noia facilmente a questa donna e allo stesso tempo svilupparsi. Quindi il vantaggio qui è sicuramente da parte del bianco. Dopo questa mossa segue C3 con l'idea del cambio, ti catturo col cavallo, sviluppo un altro pezzo e ti attacco alla donna. D5 gioca il campione del mondo, alfiere F3, mette l'alfiere su questa importante diagonale, donna in H4. Attenzione a questa donna perché non ha molte case disponibili. Se andiamo già a vedere adesso, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, che c'è l'alfiere, qui c'è l'altro alfiere, qui c'è l'alfiere, qui c'è l'alfiere, qui c'è l'altro alfiere, qui c'è l'altro alfiere. Insomma, ma bisogna stare attenti, ma ancora una volta
Carlsen sapeva assolutamente quello che stava facendo e probabilmente tutte queste mosse servono a intimorire l'avversario, a fargli credere che è in vantaggio. Tra l'altro ti ricordo che questa era una partita bullet, vuol dire una partita molto veloce, 1 minuto, 2 minuti, e quindi ci sta che poi anche le mosse non siano le più precise in assoluto. Tocca al bianco, C per D, donna, la donna continua a fare, hai visto il giro che ha fatto prima la donna? Ha fatto questo giro qui, poi adesso è tornata qui, è tornata ancora al centro e intanto tutti i pezzi sono ancora nelle loro case di partenza. Alfiere in E3, ora il bianco ha ancora tutto il centro aperto, donna H4, donna ritorna qui e cavallo C3. Se fermiamo la posizione in questo punto, ancora una volta il vantaggio è da parte dell'avversario, ovvero del bianco. Qui perché il bianco non poteva giocare G3? Se ci pensi, la donna non ha tante possibilità, non si può muovere lungo questa traversa, tutte le altre case sono occupate, l'unica posizione sarebbe donna in H3, che comunque fra qualche mossa accadrà, e non si può giocare alfiere G4 perché verrebbe catturato dall'altro alfiere o dalla donna stessa. Quindi torniamo indietro. Cavallo C3, alfiere D6, minacciando un semplice matto in H2. G3 sicuramente la mossa più solida, perché non H3? H3 sbilancia un pochettino la formazione ed va un po' contro natura, nel senso che questo alfiere non ha possibilità di rientrate e ci possono essere sacrifici in futuro su questo pedone. Quindi G3 è assolutamente più forte, blocca sul nascere ogni iniziativa e crea questo triangolo di pedoni che è ottimo per una ritirata di alfiere in G2. Ok, andiamo a vedere la situazione in G3. Donna è purtroppo costretta ad andare in H3, donna B3 e qui partono anche le pressioni su questo pedone, così l'alfiere non può spostarsi da qui. Cavallo in E7, torre in A va in D1, H5, qui Magnus, ecco, mi avete corretto in un precedente video, Magnus gioca H5 per andare a sfondare la barriera di pedoni dell'arrocco, cavallo in F4 che minaccia la donna che non ha case molto interessanti dove andare, perciò si cambia l'alfiere camposcuro e alfiere. Qui il vantaggio è devastante per il bianco, è devastante, si capisce anche ad occhio nudo, H4 cercando qualcosa e qui giustamente sacrificio al centro. Ora che il re è al centro ci sono questi sacrifici, una serie di cambi e alla fine. Ora, vorresti essere nei panni del bianco o del nero? Sicuramente vorresti essere nei panni del bianco, ma il campione del mondo riuscirà comunque a vincere questa partita. Ti starei chiedendo come? Ci riesce, non lo so neanch'io come. Cavallo di 7. Si para dallo scacco. Donna in D6, occupando tutte le case scure e creando anche una batteria con il proprio alfiere per eventuali scacchi, torre qui e c'è matto. H per G3, alfiere per G3, adesso tocca al nero che gioca re in E8, la mossa migliore per sfuggire dalla rete di matto, torre in F va in E1, re in F7, torre in E7 scacco, re in G6, donna D3 scacco e qui la mossa più giusta era F5 ma Carlsen gioca re H6 togliendo la possibilità alla torre di supportare gli attacchi della donna. Ok, dopo re in H6, donna E3, scacco di nuovo, G5 parando lo scacco, torre in D6 con l'idea di attaccare qui, però prima bisogna fare un sacrificio su questo cavallo. Donna F5, H4, re in G6, donna B3, ok,
torre F8 per andare a bloccare la minaccia di entrata della donna, H per G, cavallo in C5, andando a creare minacce e possibilità di questo cavallo di iniziare ad essere attivo, donna in E3, donna per G5, chiedendo il cambio delle donne, che in questo punto andrebbe anche bene al bianco, ma gioca donna in D4. E chiaramente dopo il cambio che cosa succedeva? Questa non si poteva catturare col pedone perché è inchiodato, si catturava di re e dopo semplicemente questo c'era attacco doppio su re e cavallo e sì, sicuramente si andava in vantaggio. Il bianco non lo vede, tant'è che gioca appunto, come abbiamo detto, donna D4. Ora alfiere G4, finalmente questo alfiere si toglie dalla casa di partenza, alfiere F4 minacciando la donna, donna F5, torre D5 minacciando la donna, donna B1. E ora il vantaggio mi sa che è da parte del nero. Re in G2, cavallo in E6, la donna si sposta perché è sotto attacco e va in E3. Ora torre H8, anche il campione del mondo si sta preparando per creare una rete di matto, alfiere H2 per andare ad interferire sulle varie entrate, sacrificio di torre su alfiere scacco, il re va a lato della scacchiera, entra in gioco anche l'altra torre, re G3 e donna G1 scacco matto, il re non può muoversi in nessuna di queste situazioni. Fantastico, come da un'apertura veramente insolita si è riusciti ad arrivare qui, chiaramente grazie anche alle sviste dell'avversario e al fatto che si stava giocando una partita a gioco veloce. Non provarci, non prendere esempio perché tu non sei il campione del mondo di scacchi. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi, come al solito, ci vediamo domani per un prossimo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!